Qui non c'è da difendere o da conquistare privilegi, qui c'è da cercare di cambiare il modo con cui si è pensato al governo di un territorio vasto come quello della regione. Se noi pensiamo che gli stessi criteri che valgono per la pianura possono valere in montagna, siamo fuori di 1000 anni luce. Secco e diretto il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, boccia senza appello le dichiarazioni degli assessori regionali saliti venerdì scorso a Roccapietore. Dobbiamo anche capire che il splendido Veneto ha 7 province che ha 7 specificità e quindi giustamente ognuna avrebbe bisogno di mettere in evidenza le sue esigenze. Perenzin è da sempre contrario al referendum per il passaggio di confine e difende strenuamente la specificità bellunese prevista dall'articolo 15 dello Statuto della Regione Veneto. Una dichiarazione che fa orrore, come dire, nel senso che a parte che possono dire quello che vogliono questi signori, ma è legge regionale. E quindi innanzitutto che venga rispettata. Poi sarà anche vero che ognuno ha le sue particolarità, ma la nostra specificità è una specificità che si fonda su motivi oggettivi che sono quelli del territorio montano. Un colpo alla regione, uno al governo. Decisamente ridimensionate le aspettative dopo le dichiarazioni trionfanti del ministro Del Rio sullo sblocco dei fondi Brancher. Il presidente della provincia di Trento per ora smentisce e si dichiara cauto. Ci siamo già attivati come sindaci dei 48 comuni di confine, sia veneti che lombardi, e stiamo raccogliendo in questi giorni le firme su un documento per chiedere un incontro urgentissimo con il ministro Del Rio. In indirizzo abbiamo messo poi anche Saccomanni e il Presidente del Consiglio Letta, al fine proprio di chiedere lo sblocco immediato dei fondi, perché non c'è più alcuna ragione per tenerli bloccati, e anche il nostro coinvolgimento in tutte le fasi che porteranno alla definizione dell'intesa per la gestione futura del fondo. E sull'uso dei fondi Brancher per gestire l'emergenza neve, uso prospettato da più di uno, la bocciatura è decisa. Non sanno, credo, di cosa parlano, mi dispiace se rispondo così, ma ci sarebbero problemi anche legali, nel senso che io come Comune di Feltre sono assegnatario di quei fondi e ho già una regolare convenzione firmata con l'organismo che è deputato a gestirli, per cui insomma non si può pensare di dire questa cosa su quei fondi.